tirata fino al 95esimo. Non ho visto un Mazzara dismesso, ho visto un Mazzara che ha lottato su ogni pallone e come dicevo ai miei ragazzi prima della partita, che non trovavamo una squadra che era, malgrado gli ultimi vicissitudini che sono successe in casa Mazzara, e soprattutto l'uscita di scena di Tedesco, poi è rientrato. Io ho visto una squadra che ha lottato, ma soprattutto ho visto una squadra, la mia squadra, che non è entrata sottovalutando quello che poteva essere un Mazzara dismesso, per cui faccio anche un plauso ai miei ragazzi, ma non abbiamo fatto niente, l'ho detto pochi minuti fa nello spogliatoio, è l'inizio di un cammino tortuoso e che dobbiamo lottare partita per partita. Domenica abbiamo un ulteriore ostacolo importante da superare, che è la partita con l'Aspra, per cui una partita tirata fino al 95esimo, e questo è quello che è il bello del calcio. Ma soprattutto lo slancio principale, sapete cos'è? Che questi ragazzi venivano da tanti, mi sembra la prima vittoria di campionato all'inizio, io parlo della mia squadra, Don Carlo Misilmeri, e di tanti pareggi, per cui subentra anche un po' di paura, soprattutto quando tu fai tanti pareggi e poi magari avvengono anche delle sconfitte. Per cui era una squadra che si doveva sbloccare. Se ci avete fatto caso, senza nulla togliere, ripeto, al Mazzara che ha fatto una grande gara, i primi 20 minuti noi abbiamo avuto 4-5 palle gol che abbiamo sbagliato negli ultimi metri, nella retta piccola, al limite dell'area, parata del portiere. E quando il Mazzara, che non ha mollato, è rientrato in partita con un calcio di rigore, non so se c'era o non c'era, ma se l'arbitro l'ha dato vuol dire che c'era, sono rientrati in partita, abbiamo avuto un momento di scoramento, non di sbandamento, perché abbiamo avuto anche altre occasioni, l'ha avuti anche il Mazzara. Poi il secondo tempo, nei primi minuti non tenevamo il pallino del gioco e il Mazzara giocava un po' di più. Poi siamo rientrati nuovamente in partita, abbiamo avuto forse anche più di una palla gol. Siamo passati sul 2-1, ma anche il Mazzara ha avuto anche una palla gol per poter pareggiare, perché è stata una partita tirata, per cui dico che questi ragazzi si devono un po' sbloccare, e come ho detto prima all'inizio dell'intervista, non abbiamo fatto niente, abbiamo messo 3 punti in classifica, non so che cosa sia successo in altri campi perché sono arrivato così adesso a caldo, di sicuro dobbiamo guardare prima a noi stessi e poi agli altri. E domenica abbiamo un altro ostacolo importante da superare, che è l'Aspra, dove ha giocato ieri con la Mazzarese, e non è un'altra squadra che ormai ha mollato, anzi è una squadra viva, perché ha messo in difficoltà una squadra che è terza in classifica. Perciò dobbiamo stare attenti, questo è l'inizio di un cammino che può diventare bello se lo vogliamo noi, attraverso il lavoro, attraverso il gioco e soprattutto attraverso le prestazioni. Non dobbiamo avere quella paura di chiudere le partite, dobbiamo giocare da squadra, non da ultima in classifica, da zona di, diciamo, play-out, ma da squadra importante e senza paura. Allora, in ogni squadra che sono sempre andato cerco di entrare, sai, quella famosa empatia, di entrare con il gruppo. Se non riesci a fare gruppo, oltre al lavoro non riesci a fare gruppo, non se ne ottengono risultati. Sono uno che pretendo tanto, questo lo so, sono uno che voglio tanto dalla mia squadra, sono uno che in allenamento voglio sempre il massimo, però sanno che lavorando si può uscire da questa situazione di classifica. Se ci guardiamo un po' allo specchio dicendo come siamo belli, non andiamo da nessuna parte. Per diventare belli si ci arriva attraverso il lavoro, attraverso il sacrificio, attraverso lo spirito di gruppo, attraverso tutte quelle componenti che fanno diventare importante una squadra. Ecco perché l'abbraccio con i miei giocatori e soprattutto l'abbraccio con questi dirigenti, che vi posso garantire una cosa: fanno tanti sacrifici. Dietro le quinte sono delle persone che tante volte tralasciano anche quelli che sono gli impegni familiari per cercare di
di starci vicino, e quello è anche un abbraccio di sfogo di queste persone che fanno tanto per la Don Carlo Misimmeri. Allora, entrando in questo campo, in questi spogliatoi, è normale che ti ritorni al 2016, dove con tanti ragazzini siamo riusciti a centrare quello che era l'obiettivo della Coppa Italia, che avevano perso in 2 finali e che abbiamo vinto a Marsala, perché era la squadra che aveva vinto l'anno prima la Coppa Italia. Abbiamo vinto 3-1 contro la Cireale, una grande partita, e dove questi ragazzi, partita per partita, superando la fase regionale, poi passi in quella interregionale, hanno stupito sempre partita. Siamo andati a vincere a Sersale, che non perdeva da 3 anni in casa. Siamo andati a vincere, perdevamo qui 3-0 in casa col Cassino, l'abbiamo recuperata 3-3, e la gente quasi forse non ci credeva, soprattutto quel giorno lì la curva se n'era uscita perché non ci credeva, ma noi stavamo giocando bene e siamo riusciti a fare 3-3 e abbiamo sbagliato il 4-3. Siamo andati prima di Cassino a Gravina, dove c'era una squadra che avevano 11 forti in campo e 11 in panchina, e siamo riusciti a fare 2-2, vincevamo 2-0, 2-1, 2-2, e poi in casa siamo riusciti a pareggiare contro una grande squadra. Abbiamo fatto un cammino impressionante e siamo riusciti a portare tanta gente allo stadio, ma soprattutto 1500 mazzaresi a Firenze. E questa è la cosa che sicuramente io penso che sia storia calcistica, è una pagina importante scritta nel libro della storia del calcio mazzarese, ma soprattutto di tante persone che quell'anno lì, malgrado c'erano anche delle difficoltà, siamo riusciti a fare un gruppo importante, un gruppo di persone che erano qui mazzaresi, che stavano vicino alla squadra, Dino Di Giovanni, Franco Licari, Reina, Piero Campesi e tante altre persone di Mazzara che ci stavano vicino. Siamo riusciti a scrivere delle pagine importanti, e questo, quando sono entrato qui, è un po' ritorno indietro con il tempo, però adesso mi dispiace che ancora una volta si sente dire che ci sono delle difficoltà, però Mazzara non merita questi palcoscenici. Non lo dico per frasi fatte o per leccare qualcuno, perché non è neanche il mio carattere, chi mi conosce lo sa, però io e la mia famiglia sono arrivato a novembre, sono stati dei mesi, 8 mesi bellissimi, che ricorderò e che porterò dentro di me per tutta la mia vita.